primi 6 mesi dell'anno ci confortano rispetto a quelle che sono le azioni che abbiamo intrapreso, perché abbiamo avuto anche nel 2024 un aumento delle presenze turistiche, ma soprattutto una importante destagionalizzazione, con alcuni mesi che hanno registrato, come gennaio, un più 40%. Questo significa che il lavoro che stiamo facendo, dove la destagionalizzazione diventa strategica proprio per cercare di far sì che il turismo sia più sostenibile e ci sia meno pressione sulle colline, è una strada che sta portando i suoi frutti. A questo poi si aggiunge chiaramente la serie di attività che abbiamo realizzato nei primi 6 mesi dell'anno. Quest'estate 2024 come sta andando in termini di numeri? Sta andando molto bene, poi abbiamo i numeri fino a giugno, però appunto parliamo di un aumento medio del 20% delle presenze, quindi un importante miglioramento rispetto all'anno precedente. È chiaro che questo ci impone anche di pensare a delle strategie proprio per evitare che ci sia un eccesso di pressione proprio banalmente anche da un punto di vista di viabilità, e quindi pensando anche a quello che è il cittadino e alla sua vita quotidiana. In fatto di esperienze, i turisti che cosa vanno in cerca di più nei nostri territori? Beh, noi abbiamo visto che intanto il 50% del turista è straniero. Lo straniero viene sicuramente per visitare tutto ciò che è cultura e arte, ma anche per avere una vacanza slow, una vacanza lenta in contatto con la natura. Quindi di sicuro il cammino delle colline ci ha dato una grossa mano. Parliamo ormai di 3.500 camminatori che provengono da 35 paesi fuori Italia, quindi questa è la dimostrazione che questa tipologia di turista cerca proprio anche il contatto con la natura. Per quanto riguarda il futuro, ci può anticipare qualche progetto per il prossimo autunno? L'autunno inizierà con la Mostra del Cinema, dove presenteremo il nuovo video emozionale delle colline insieme ad un video che parla proprio del cammino, e continueremo con una collina di libri, con invece la parte musicale di Armonie 2024 che prosegue l'attività che avevamo iniziato nel 2023 quando siamo stati Città Veneta della Cultura, e poi una collina di libri che continua iniziata nel 2023.